Dolcetto scherzetto! Halloween è una festa non poi così lontana dalle nostre tradizioni. Basti pensare, come ha ricordato anche il governatore Zaia, che nei secoli scorsi in Veneto era consuetudine intagliare le zucche e mettervi all'interno delle candele per illuminare la strada alle anime dei defunti, mentre i ragazzini erano soliti andare tra le case a chiedere frutta secca e castagne. Un'usanza che poi con il trascorrere del tempo è stata persa per poi tornare sulla scia della tradizione americana di dolcetto o scherzetto. E così, negli ultimi anni, la sera del 31 ottobre i bambini, accompagnati dai genitori, scendono tra le vie dei quartieri suonando i campanelli in cerca di una caramella. E anche i residenti si sono adeguati, non solo facendo scorte di cioccolatini e lecca-lecca, ma anche addobbando le proprie abitazioni con zucche, luci e scheletri. Ormai è una tradizione anche nostra. Ormai è praticamente tutti gli anni che prepariamo qualcosa. Quest'anno abbiamo le zucche un po' piccole, però... Però vedo che dolci ne avete in abbondanza. Sì, di solito siamo preparati. Si diverte anche da adulti. Ha voglia, guarda, anche il cane ci si diverte. Mi piace. Ci si diverte. Per i bambini mi piace fare tutto. Molto generosi questi ragazzi e queste sono delle famiglie che hanno veramente addobbato in maniera meravigliosa. Ma sono i bambini i veri protagonisti della notte di Halloween con i loro travestimenti. Strega! Strega! Dracula! Strega! Tutte streghe, ma... Strega! Miccio! Sono vestita da zucchetta, pipistrello e anche da strega. Per ora tutti ci hanno detto dolcetto, poi se dicono scherzetto... Fate lo scherzetto? Sì. Ti hanno dato le caramelle? Sì. Halloween! Sì! Halloween! Sì! Halloween! A fine serata, mentre i bambini si godono il bottino conquistato, per i genitori un meritato ristoro. Dolcetto scherzetto!